Amici del Calcio a 5 collegati in diretta su futsaltv.it, buonasera dal Pala Cicogna. In terra trevigiana è in programma il match tra la Came Treviso e l'Ital Service Pesaro. Le due formazioni provengono entrambe da una sconfitta, ma mentre la squadra marchigiana all'esordio è stato vincente, anche nel precedente incontro casalingo i padroni di casa sono usciti sconfitti. Andiamo a leggervi le due distinte con i giocatori protagonisti prima di tutto della formazione ospite dell'Ital Service: Tony Nandel, Vavà, Denner, Pires, Montesi, Belloni, Canal, Luberto, Miguelin, De Oliveira, Murillo e Putano. L'allenatore è Fausto Scarpitti. Eccolo qui inquadrata appunto la panchina della formazione ospite. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, abbiamo Pietrangelo, Belsito, Botosso, Turk, Del Gaudio, Sutton, Giappa di guida Fadiga, Perazze, Tazzoni, Ditano e Sacon. C'è un giocatore in più nella lista che vi ho descritto rispetto ai 12, perché come di consueto coach Silvio Rocha decide tra virgolette l'ultimo taglio proprio a ridosso del match, quando si conclude la fase di riscaldamento, e mi fanno sapere che proprio in questo istante che rimarrà fuori con il numero 2 Belsito. Quindi questo è l'aggiornamento dell'ultimo secondo che la società di casa ci ha fatto appena pervenire. Quindi vediamo un attimo l'entrata in campo delle due formazioni e vedremo appunto se c'è la conferma di questa ultima notizia che vi ho dato. A sinistra la formazione di casa e a destra quella marchigiana, che vanno come di consueto ad allineare sul cerchio centrale del campo con l'applauso del pubblico presente qui al Pala Cicogna. I turni precedenti nella prima giornata appunto la Came Treviso ha perso in casa contro la Feldi Eboli per 3-5, mentre la Ital Service Pesaro aveva vinto contro l'L84 per 5-1. Mentre appunto nel secondo turno l'Active Network ha avuto la meglio con la Came Treviso per 4-2, Feldi Eboli Ital Service Pesaro 3-1. Vavà ha presentato in vigilia la gara, ha detto sarà una partita durissima quella contro la Came Treviso, loro hanno fame di punti, noi vogliamo riscattare la sconfitta maturata con la Feldi Eboli, sarà fondamentale difendere molto forte ed essere più concreti sotto porta. Per quanto riguarda le dichiarazioni prepartita affidate in questa settimana a Capitan Belsito, ha detto: finora abbiamo pagato caro il fatto che nelle situazioni di gioco per noi favorevoli durante la partita non siamo stati capaci di portare gli episodi a nostro favore. Questa quindi diciamo il prepartita, l'analisi prima dell'inizio di questo match, inquadrata la panchina della Came Treviso. Non si chiama più Came Dosson da questo inizio di stagione, da quest'estate è stata cambiata la denominazione, c'è anche il palazzetto nuovo, il Pala Cicogna, che si trova esattamente a Ponzano Veneto, nella parte nord diciamo di Treviso. Tanto sentiamo in sottofondo anche gli arbitri della partita, che ricordiamo essere Giovanni Zannola di Ostia Lido e Simone Zanfino di Agropoli. Il crono è affidato a Giacomo Voltarella di Treviso. È tutto pronto per dare inizio a questo match. Sul punto di battuta sul cerchio centrale del campo c'è Giappa, quindi primo possesso di palla da parte della formazione di casa. Rilancio lungo verso Giappa, che quest'oggi indossa, come potete vedere, la fascia di capitano color fucsia, ed ecco l'ex di turno Murillo che è in possesso di palla per Tony Nandel, che
si trova bloccato il lancio in avanti e poi c'è stato il successivo ultimo tocco proprio del giocatore numero 5, difensore centrale. Saccone, parte il diagonale di sinistro del giocatore della Came, qui inquadrato il numero 8 Turk, uno dei nuovi innesti nella formazione di Silvio Roscia. Pallone calciato in avanti, Tony Nandella fa buona guardia ed esce subito il portiere con il numero 37 Putano, Davide Putano, che senza pensarci su ha scagliato la sfera verso gli spalti, verso diciamo anche la nostra postazione. È Sutton che metterà in moto il pallone, la palla di ritorno, cercata questa triangolazione con le mani subito Putano, dall'altra parte il collega diciamo così della partita, vale a dire Pietrangelo, che è nel giro della nazionale. Poi c'è un'indecisione su questo passaggio all'indietro, è costretta la formazione bianco-blu a calciare in avanti, a mettere il pallone velocemente fuori dal rettangolo di gioco, con la ripresa da parte di Canal per Tony Nandel. Murillo schiocchet, De Oliveira è costretto a tornare indietro, guadagna la rimessa laterale. Non era stato d'accordo su questa decisione Saccone, il numero 89 della Came, che comunque torna indietro proprio vicino in fase di marcatura al giocatore con cui si era appena confrontato. Intanto pallone lanciato male in avanti. Saccone, Sutton, protezione della palla da parte di Giappa che poi non riesce a mantenerla in campo. Murillo, molto movimento da parte dei giocatori di Scarpiti, si era portato in avanti Tony Nandella per ricevere il pallone. Il capitano dell'Ital Service è quindi in possesso di palla. La formazione di Pesaro, Tony Nandella, Murillo, il piatto per Canal e poi pallone che era già uscito, subito il fischietto messo in bocca dall'arbitro per la rimessa in gioco da parte della Came, con il lungo lancio a cercare Giappa, colpo di testa del numero 12, ha cercato di girare verso la porta. Gli applausi che arrivano, che sono indirizzati proprio per il bomber della formazione di casa. A proposito di marcatore, sino ad ora per quanto riguarda la Came i 5 gol realizzati, 2 da Sutton, uno da Del Gaudio, l'altro Saccone e appunto Giappa, che ora ha la possibilità di battere centralmente con l'ottima risposta del portiere con la maglia numero 37. Vediamo il replay con Saccone che dà appunto al capitano della Came, che si gira e tiro centrale con il pallone deviato in angolo. Si è ripreso il gioco con il possesso di palla, ora ancora per Giappa, prontissimo nuovamente Putano e il contropiede di rimessa. De Oliveira, la possibilità di tirare dall'altra parte, la risposta di Pietrangelo. Ottima questa azione individuale di De Oliveira, che al limite dell'area di rigore non ci ha pensato su 2 volte, ha calciato verso la porta trevigiana e ha trovato la pronta risposta di Pietrangelo, che ha messo il pallone fuori. Canal guarda, osserva la disposizione dei propri compagni, poi decide per il retropassaggio al portiere. Controlla Turk, pallone portato avanti di sinistro dal numero 8, dato sulla destra a Saccone, poi Giappa. Sutton è libero un po' più dietro, però si preferisce con questo dialogo centrale. Pallone che non filtra Murillo, cerca di partire sul lato di destra, ma la palla viene intercettata e poi l'ultima deviazione è dell'ex giocatore della Came, inquadrato Sutton. Turk non riesce a raggiungere questo passaggio e la palla che finisce direttamente sul fondo in tutta
oggi coach Rocha. Per quanto riguarda, dicevamo, la classifica dei marcatori delle due squadre, c'è Murillo con 4 reti, poi Denner e Miguelin con una. Con le mani Pietrangelo è andato a raccogliere il pallone per Turk, che lo concede a Sacon. Una girata di piatto destro a cercare per Giappa l'anticipo della difesa sul qui inquadrato giocatore. Turk sulla banda di destra si accentra, sempre con il mancino. Sacon, parte il tiro, la sta filata, è ancora l'ottima risposta da parte dell'estremo difensore dell'Ital Service, che riesce a mettere la sfera fuori dal proprio specchio. Dobbiamo dire che dal punto di vista almeno delle occasioni avute, delle conclusioni realizzate, la Came ha avuto un miglior inizio rispetto all'Ital Service. Ecco Giappa che cerca di anticipare. Canal, Tony Nandel, la palla ancora per De Oliveira, capisce tutto, poi c'è il pallone per Turk che mette in rete, ottimo recupero di palla in velocità, pallone messo a disposizione per Turk che centralmente mette la palla in rete per il vantaggio della formazione di casa. Eccolo qui il replay, Sutton Sacon, l'esterno, il piatto destro per Turk, che va a realizzare a 16:34 al termine della prima frazione di gioco. La formazione di casa si è portata in vantaggio e avevamo appunto detto che in questo inizio di partita c'era piaciuta di più la formazione trevigiana, che ora ancora attacca. Sutton perde l'attimo per calciare di sinistro e il pallone si spegne sul fondo. Sino ad ora, a parte il tiro realizzato da De Oliveira, sul quale c'è stata l'ottima risposta di Pietrangelo, quella è stata l'unica vera e propria occasione a disposizione degli uomini di Fausto Scarpitti, che ora devono ancora difendersi sul primo palo. L'ottima risposta da parte ancora del portiere dell'Ital Service. Ottima prestazione sino ad ora sull'azione da gol, sicuramente non poteva nulla. Intanto ancora una carambola stava per favorire nuovamente la Came. Attenzione, Canale parte in contropiede, la chiusura difensiva nuovamente della squadra di Silvio Rocha, con Canal che fa il segno di ok con il pallone, che vediamo intanto l'azione con protagonista ancora Turk. Su questo replay andiamo in diretta perché c'è il tentativo da fuori di Canal, che ora lascia il posto a Vavà con la maglia numero 6 che si porta in avanti. Intanto nel frattempo è entrato anche Miguelin con il numero 17 in possesso di palla proprio in questo istante sul cerchio centrale del campo. Il pallone all'indietro, Putano. Turk mette la palla di testa fuori, vicino proprio di fronte alla nostra postazione. Le indicazioni in fase difensiva del qui inquadrato giocatore, colui il quale ha realizzato qualche minuto fa il gol del vantaggio della Came. Tony Nandel parte il sinistro, c'è stata secondo lui una deviazione, l'arbitro non è d'accordo. Il disappunto del capitano dell'Ital Service, che ora è in zona più avanzata, dietro è Miguelin come giocatore universale che sta froccabollato a Giappa. Ottimo possesso di palla del numero 12 Sutton ancora per Giappa, si gira, pallone che rimane lì dopo che c'era stato l'intervento di Putano. È ancora una grossissima occasione dopo 5 minuti di inizio di partita. Un'ottima situazione. Sacon, il tentativo di deviazione, vediamo, forse volevano un fallo di mano, e intanto c'è il time out richiesto da Fausto Scarpitti.
e si avvicina alla nostra telecamera. Sentiamo le indicazioni del coach della formazione ospite. Allora, prima cosa, stanno vincendo perché ci stanno mettendo di più. Ci stanno mettendo più grinta, stanno arrivando prima sui palloni, vengono a contrasto in maniera più decisa rispetto a noi. Quindi o cresciamo di livello avremo difficoltà tutta la partita. Il problema lo stiamo creando soprattutto a fase di possesso. Quello che vi ho chiesto di fare non lo stiamo facendo, continuiamo a giocare la palla qui, sotto la loro linea. Andiamo via, se serve, più volte se ne vengono in banda e la palla andiamo giusto, verticale, su e cominciamo a entrare. Però troppo gioco qua dietro la loro prima linea, è lì che andiamo in difficoltà. Fase difensiva, non fischia, andiamo, le braccia, facciamoci sentire. Nessa bola quando vem pra você aqui, é esse que te ataca. Dá um passo pra trás, dá um passo. Avete visto con la lavagnetta le indicazioni di Scarpitti, dall'altra parte invece da lontano le ultime indicazioni della panchina della Came Treviso. Si riprende il gioco dopo questo time out. Ha cercato la girata immediata Denner, altro ex della partita, il pivot della formazione dell'Ital Service. Pesaro che rimane in zona d'attacco e poi Turk prende il pallone. L'Ital Service ora in fase difensiva, cerca di rubare il pallone. Tony Nandella in pressing alto, poi c'è lo sganciamento per Sacon che arpiona bene il pallone, il destro pericolosissimo. Tony Nandella non è riuscito a marcare in maniera efficace il giocatore della Came che si era portato in avanti e gli ha permesso di calciare verso la propria porta. Came ancora in attacco, in possesso di palla. Pallone Sacon, Sutton, praticamente quintetto non ancora modificato da Silvio Roscia a inizio di partita. Siamo quasi alla conclusione del sesto minuto di gioco con il risultato di 1-0. Turk, Sacon, Sutton, la girata ancora, pallone che viene messo a terra, circolazione di palla da parte della formazione di casa, mentre cerca di tenere il baricentro alto, in pressing alto la squadra dell'Ital Service Pesaro, con ora il pallone che finisce fuori. Torna in panchina Tony Nandel, Murillo rientra in campo. Turk, pallone recuperato da Denner. Vavà sul cerchio centrale del campo, lo smista per Miguelin, si porta in avanti intanto Vavà, poi torna indietro, viene il servizio per il numero 6 da parte di Murillo. Miguelin, l'anticipo di Sutton, pallone recuperato quindi dalla Came che può ripartire con Giappa, protezione, spalle alla porta, parte il tiro. Pallone che trova i piedi, le gambe, gli arti inferiori di Miguelin e quindi ci sarà l'angolo che sarà battuto dalla parte destra rispetto alla visione d'attacco della formazione di Silvio Roscia. La Came che mette questo pallone in mezzo con Sutton, indica poi il proprio compagno. Si è chiusa bene la difesa di Pesaro che deve cercare in tutti i modi di trovare la via del pareggio in questa fase, lo sta facendo con difficoltà. Ora ci riprova con Miguelin, l'anticipo di Giappa del Gaudio ed ecco qui la prima sostituzione, pivot per pivot. È uscito il numero 12 ed è entrato Del Gaudio, parte il tiro di Denner, classica tentativo di staffilata da fuori area da parte del giocatore numero 7 che poi era tornato in dietro, il 5 proprio con Miguelin. Lancio non sappiamo per chi, direttamente in bocca al portiere della Came, Del Gaudio, la protezione di guida, eccolo qui
Perazzetta, l'anticipo in uscita da parte di Putano, ancora una volta pallone scagliato in tribuna dal numero 37 dell'Ital Service. Kame che ora rimane in zona d'attacco nella metà campo avversaria, con l'Ital Service che è praticamente quasi tutta al limite dell'area di rigore. Parte il tiro, c'è una deviazione, vediamo la decisione da parte dell'arbitro, forse non era stata rispettata la distanza. Parte il sinistro di Del Gaudio, il pallone che colpisce la parte esterna della porta, il calcio di sinistro del numero 9 della Kame, con Murillo e Schiocchetti in possesso di palla. Lungo il lancio per Denner, pallone che non tocca il soffitto anche se era molto alta la traiettoria. Può ripartire, attenzione, l'Ital Service con questa azione di Vavà, viene messo a terra, c'è il calcio di punizione e anche l'ammonizione. L'ha ammonito Perazzetta a 12:15 dal termine, l'ammonizione per Perazzetta dal termine del primo tempo, ovviamente della prima frazione di gioco sta parlando il giocatore con l'arbitro, ma ci pare giusta la decisione. C'è stato questo attacco deciso da parte del giocatore dell'Ital Service e quindi ora c'è questa appunto occasione da sfruttare per l'Ital Service. Miguelin Murillo fa ripetere, nonostante la traversa colpita da De Oliveira, che allarga le braccia. Intanto in area Denner e Sacon stanno parlando con l'arbitro. Le indicazioni, lo vedete con la tuta, con le braccia ora alzate, il pallone che si era un po' avvicinato viene fatto arretrare dall'arbitro. Ancora De Oliveira, vedremo se tenterà nuovamente la battuta verso la porta, difesa come ultimo uomo da Pietrangelo, ma praticamente da tutti gli uomini della Kame. Miguelin, ancora Tony Nadel, pardon, De Oliveira, parte la traversa di Murillo e il disappunto per questo legno colpito dalla formazione dell'Ital Service. Occasionissima da parte dell'Ital Service, della formazione di Fausto Scarpitti, che ha avuto l'occasione per pareggiare i conti su un'azione seguente a calcio di punizione. Denner da solo, c'è Vavà in posizione centrale, smista sulla sinistra, ancora Vavà, pallone arretrato per il proprio portiere. Denner colpisce il pallone in mezzo e il pareggio sulla sponda di Denner, il tap-in vincente di Murillo a 11:34, il pareggio dell'ex 1-1, il rilancio di Putano, il colpo di testa in mezzo in area di rigore, pallone che Pietrangelo si fa passare sotto le gambe e quindi la felicità della tifoseria ospite per questo 1-1 quando non abbiamo ancora passato metà del primo tempo, e quindi è costata cara quel calcio di punizione concesso da Perazzetta, sul quale è nata appunto poi successivamente l'azione con il rilancio da parte del portiere, il colpo di testa di Denner e il tap-in di Murillo. 1-1. È a terra intanto Belloni, che ritorna in panchina, è rimasto in campo davvero poco il numero 10, classe 1988. Altra palla inattiva da sfruttare per l'Ital Service, che ha la possibilità addirittura di portarsi in vantaggio dopo aver recuperato con proprio qui il quadrato numero 21 il risultato 1-1. Murillo
il sinistro, parte il tiro, la risposta con i piedi da parte di Pietrangelo. Nel frattempo è entrato Azzoni con la maglia numero 20. Parte il tiro, Miguelin ha provato dalla distanza ed eccolo qui proprio Azzoni di guida. Del Gaudio ha messo il pallone a terra quando questo era già uscito fuori. Rientra Canal, quindi Belloni, Murillo, Canal e De Oliveira, i 4 giocatori di movimento in campo per la formazione dell'Ital Service. Dall'altra parte di guida Perazzetta, Azzoni e Del Gaudio, ovviamente con i portieri che sono rimasti quelli. Colpo di testa all'indietro di Murillo. L'esterno da parte di De Oliveira. Ecco qua Belloni, il mancino sbagliato, ha cercato lateralmente di andare a servire dall'altra parte il pivot, l'espertissimo pivot classe 1991 a disposizione di Scarpitti. Azzoni prova a saltare un paio di uomini, intanto c'è Belloni, passaggio che non arriva a Murillo in velocità, la ripartenza tentata dalla Came, cade a terra Azzoni, ma gli arbitri fanno proseguire, nessuna indicazione arbitrale su quanto appena successo. E sta per scadere il 10° minuto di gioco di questo primo tempo. Ricordiamo ancora l'ottimo inizio di partita da parte della Came, con la rete realizzata da Turk, e poi qualche minuto fa, circa 1 minuto e mezzo fa, Murillo ha portato il risultato sull'1-1 e appena praticamente pareggiato. Diciamo che la partita è sostanzialmente cambiata, ora la sta facendo la squadra marchigiana. Belloni non trova il pallone, se lo perde, di guida all'indietro per Perazzetta. Una prima parte a favore della Came, la seconda dell'Ital Service, e quindi questa è la situazione. Intanto vediamo Del Gaudio che ci riprova il diagonale che si spegne di poco a lato sulla sinistra di Davide Putano. Eccolo qui il replay subito pronto dalla nostra regia, con Putano che ha osservato la traiettoria sulla quale non sarebbe potuto evidentemente intervenire. Miguelin, è rientrato Tony Nandella che si porta in avanti, non riesce a raggiungere il pallone. Giappa, ecco qui che torna in campo, quindi si riforma, diciamo, la coppia Tony Nandella-Giappa nella parte della metà campo della formazione di Pesaro. Canal, buono questo passaggio, il tentativo trova la difesa avversaria pronta a deviare sul fondo, quindi corner che sarà battuto dalla destra. Esattamente 11 minuti passati, 9 alla conclusione del primo tempo. Ciccato il pallone da parte di De Oliveira su questo tentativo da fuori di battuta del numero 18. De Oliveira, tutto regolare, pallone recuperato dalla... Intanto c'è un fallo commesso dallo stesso De Oliveira su Sacon. È il primo fallo degli ospiti, 2 quelli della squadra di casa. Intanto deve essere asciugato il parquet qui del Palacicogna. Una partita equilibrata
se la suddividiamo insomma nella prima e nella seconda parte di quanto giocato sino ad ora. Ed ecco il replay nuovamente sul tentativo precedente di Murillo, il pressing di Canal su Sutton. Ora c'è Giappa, porta a Zonzo il pallone, su di lui c'è Tony Nandel come di consueto, Miguelin su Sacon, poi De Oliveira su Turk, passa il pallone e attenzione, può ripartire De Oliveira, il passaggio che non arriva a Tony Nandel, la chiusura con la Came che può ripartire, le proteste sul successivo intervento in attacco da parte della Came, e c'è un fallo fischiato ma il gioco era proseguito. Comunque 2-2 i falli commessi dalle due formazioni. Gli arbitri hanno lasciato proseguire l'azione, poi sono intervenuti appunto per decidere il fischio, e c'è il cartellino giallo per Sacon. A 8:06 ammonito Sacon. Proteste che arrivano dagli spalti per le ultime decisioni arbitrali, ma ora il gioco è fermo anche per consentire all'addetto di asciugare il parquet. 3-2 i falli a 8:06 al termine del primo tempo. 2 ammoniti per la Came, Perazzetta e Sacon. Calcio di punizione, vediamo che c'è Miguelin, il sinistro, il pallone è deviato da Pietrangelo, messo in corner, e quindi rimane in zona d'attacco la formazione ospite con Tony Nandel che dalla destra, Miguelin è fuori al limite dell'area di rigore, non si capiscono i due giocatori, e pallone regalato quindi alla Came che può ripartire dalla propria metà campo. Poi il passaggio per Giappa, spalla alla porta, lo scarico per Turca, all'indietro per Sutton, ancora il giocatore della Came, parte il sinistro, la deviazione, e ci sono ancora dei problemi, diciamo così, in area di rigore dell'Italservice, perché era caduto a terra qui inquadrato Sacon, ma intanto c'è Giappa che sta parlando con gli arbitri, e essendo caduto il giocatore della Came ha lasciato del sudore sul parquet, e quindi ora è entrato l'addetto per asciugare. A 7:39 ora c'è la possibilità di questo corner a favore della Came, inquadrato nel frattempo Scarpitti di spalle, palla all'indietro, Sacon si porta avanti la palla in mezzo e la palla in rete, il tap-in vincente di Giappa sul pallone messo in mezzo da Sutton, e quindi si riporta in vantaggio la formazione trevigiana. La Came, vedete la girata, è stato Tony Nandel che non è riuscito a spazzare, ad anticipare il giocatore della Came, e quindi possiamo dire così un po' all'improvviso la formazione di casa si riporta in vantaggio. Risultato ora di 2-1. Disattenzione difensiva dell'Italservice in questa occasione, pagata cara dalla squadra di Fausto Scarpitti.
Ancora a terra il giocatore della Kame. C'è sempre molta confusione quando ci sono contatti all'interno del campo. Negli ultimi minuti la partita si è alzata di tensione, molto più tesa rispetto all'inizio. Evidentemente qualche decisione arbitrale non è stata presa bene dalla squadra di casa, che continua a protestare. Sutton, Azzoni, all'indietro ancora per Sutton, si passa per Turk, Canala cerca di rubargli il pallone, il pressing di Tony Nandel su Giappa, che decide di andare verso il portiere, che calcia direttamente in avanti. Attenzione perché c'è qualche problema per Giappa. Intanto entra il fisioterapista, è costretto ad uscire, rientra Del Gaudio. Gli applausi del pubblico di casa per il proprio Beniamino, che ora sta per rientrare in panchina, diciamo così. Ha bevuto un po' di acqua. Dobbiamo dire che fa davvero caldo qui nell'impianto del Pala Cicogna, quindi c'è anche questo fattore, diciamo, ambientale da tener conto. Denner parte il destro e la rete, il pareggio, ancora un ex che va a pareggiare per la formazione del Little Service a 6-13. Denner si gira molto bene e va a realizzare il 2-2. Eccolo qui, il destro vincente sul primo palo. Pietrangelo rimane impietrito, non interviene su questa traiettoria, e risultato di 2-2. E quindi a Turk aveva risposto Murillo, a Sacona ha risposto Denner, quindi 2 ex sul tabellino dei marcatori per la formazione del Little Service, quando siamo a 5:58 al termine del primo tempo. 2 volte in vantaggio la Kame, 2 volte che è arrivato il pareggio della squadra di Scarpitti. Denner anticipato da Azzoni. È stata pronta anche in questa occasione la risposta da parte del Little Service, che è riuscita a riportare la situazione in parità. E attenzione perché c'è l'opportunità per il vantaggio del Little Service, non ci riesce, si mette le mani tra i capelli Murillo Schiocchetta per questa occasione, all'interno vicinissimo alla porta della Kame. C'è forse un fallo commesso, infatti è così, e questa volta viene estratto il cartellino giallo anche per Denner. A 5:38 ammonito Denner. 3-3 la situazione dei falli. Eccolo qui l'autore del 2-2 qualche minuto fa, realizzato a favore del Little Service. Sutton, passaggio completamente sbagliato per Sacona, che è rimasto all'interno della propria metà campo. Nel frattempo rientra di guida proprio al posto del numero 10 Murillo, il sinistro lungo troppo alto per Bava. Possesso di palla della Kame, con Little Service che ora è in fase difensiva. Del Gaudio porta a Zonzo il pallone, poi trova ancora l'assistenza
il proprio compagno bisticciano, si scontrano Del Gaudio e Giappa con Murillo che va a raccogliere il pallone, lo mette subito a disposizione di Vavà. Tony Nadel, verticale per il solito De Oliveira, Vavà, Tony Nadel, Murillo, sicuramente uno dei migliori della sua squadra, Murillo. Cade a terra Vavà, si rialza, sollevato dal capitano della Kame Giappa, e quindi è lo stesso numero 6 a dare il via a questa nuova costruzione d'azione. Pallone altissimo colpito di testa da De Oliveira, secondo lui dopo aver subito anche una spinta. Si ripassa dal portiere Murillo, Tony Nadel, Del Gaudio sul cerchio centrale del campo, Del Gaudio il mancino per Di Guida, cambia banda d'attacco, Di Guida ancora la combinazione, Giappa per Del Gaudio, parte il sinistro sul primo palo, ottimamente posizionato il portiere dell'Italservice. C'è la ripartenza dall'altra parte con il tentativo di Tony Nadel, il tocco del capitano dell'Italservice, si aumenta la frequenza delle azioni in questa fase. Un doppio rimpallo favorisce la difesa ben posizionata dell'Italservice su questo tentativo doppio di battuta verso la porta avversaria della Kame. Risultato di 2-2, con il commento diciamo dal campo direttamente da parte di Di Guida. È rimasto a terra Murillo, qualche problema per il numero 21, l'intervento evidentemente problema al basso ventre, un po' di ghiaccio quando stiamo ormai entrando nella fase finale di questo primo tempo. Intanto nel replay la regia ci ripropone il sinistro di Del Gaudio con l'ottima posizione sul primo palo del portiere dell'Italservice. Italservice che ora può riprendere, stava per prendere il pallone Canal, aveva cercato di saltare Botosso ma il classe 99 non l'aveva lasciato passare. Lungo rilancio, stop di petto da parte di De Oliveira, l'intervento difensivo ancora dei giocatori di Silvio Rocha che regalano comunque una rimessa laterale in zona d'attacco a favore dell'Italservice con Canal, pallone che si alza di pochissimo sopra la traversa della porta di Pietrangelo, vicinissimo al gol del vantaggio la formazione ospite, con Canal ancora protagonista, il numero 11 porta avanti il pallone, poi c'è l'intervento difensivo, spazza dalla propria metà campo la Kame un po' in difficoltà, il pressing alto, e questo passaggio mette invece in difficoltà Miguelin che non riesce a mantenere il pallone all'interno del campo. 3-11 al termine del primo tempo, risultato di 2-2. E c'è il time out a questo punto richiesto dalla formazione di casa con Silvio Rocha. Ora sentiremo le sue indicazioni. Ragazzi, mettete la palla bene, tornate prima del time out, mettete la palla bene e fate 1-0, va bene? 1-0, certo? Tu metti la palla là e vai, tu rimani e tu vai a calciare, ti ricordi 1-0? Tu metti la palla e vai. Io calcio... Sì, il Loris è che va a aprire là, il Loris è in mezzo e vai a aprire là. E tu apri là, con la sicurezza, va bene? Ragazzi, una cosa importante, non saltare al portiere, non serve. Poi, se abbassiamo, dobbiamo mettere pressione alla palla per dare un po' di tranquillità a due centrali, va bene? Di Lorenzo,
Gioca fuori di là, va bene? Giochi fuori con la palla lunga. Attenzione con la seconda palla che loro volano una palla senza problema. Facciamo una serve. Le indicazioni da parte dell'allenatore della Kame Treviso, che vuole, diciamo, sfruttare al massimo questa rimessa laterale. Sul punto di battuta c'è Botosso del Gaudio e si era spostato proprio sul secondo palo. Questa era, diciamo, la situazione, lo schema che era stato indicato dall'allenatore della Kame, però il pallone poi non è arrivato al giocatore della formazione trevigiana. Intanto si era portato in avanti Miguelin, la chiusura ancora della Kame. C'è qualche problema col pallone, forse deve essere asciugato, anche se poi chiaramente viene servito con i piedi, non con le mani come in altri sport, con le rimesse laterali, una delle caratteristiche del calcio a 5, del futsal. L'uscita di Pietrangelo a valanga dalla propria area di rigore, è uscito l'estremo difensore della Kame a 2,42. Miguelin, ancora il numero 17, verticalizzazione non riuscita da parte dell'Ital Service, che ora deve subire questo mancino provato dalla lunghissima di distanza da Del Gaudio, che ora torna in panchina e rientra dopo qualche minuto di riposo. Giappa questi ultimi poco più di 2 minuti al termine del primo tempo con il risultato di 2-2, con questa azione di attacco da parte di De Oliveira che si ferma, cerca di superare il giocatore Botosso, Edoardo Botosso, che non si fa superare, mette la sfera fuori dal campo ed è quindi Miguelin in mezzo. Botosso cerca di raggiungere il pallone, il retropassaggio da parte di Belloni, la chiusura di Giappa che si dispera per non aver addomesticato in modo migliore il pallone per tentare evidentemente la ripartenza, pallone che finisce in tribuna consegnato dallo spettatore a De Oliveira. Miguelin parte il sinistro, non trova nessuna deviazione, quindi si riprenderà con la rimessa dal fondo da parte di Pietrangelo. Sutton, Azzoni, Turk e Giappavira, questi i giocatori di movimento della formazione ora in campo di Silvio Rocha. Pressing alto da parte della Ital Service, Tony Nandella non si fa superare, Canala, parte il destro, la risposta di Pietrangelo, poi la chiusura in qualche modo della difesa della Kame che può ripartire con Giappa, 2 contro 1, Giappa parte il tiro, la deviazione di Miguelin sulla ripartenza della formazione trevigiana, con il qui inquadrato Giappa che ora sta cercando di spiegarsi con i propri compagni, parte il destro all'improvviso, mentre quasi stava parlando ancora con il compagno, è stata sorpresa la difesa dell'Ital Service, infatti è così la risposta del proprio portiere. Turca, la deviazione, evidentemente c'è stata una deviazione di un giocatore della Kame. Dall'altra parte Pietrangelo. Entriamo negli ultimi 70 secondi del primo tempo. Sutton, Azzoni, ancora Turk, Sutton per Turk che con il petto prova a portarsi avanti il pallone ma lo spedisce fuori. 57 secondi al termine del primo tempo, con Miguelin che dal proprio portiere, lo scambio tra i due giocatori. Tony Nandel spara in avanti, stop di petto di Denner, su di lui c'è Azzoni, cade a terra
protezione, ma ha la meglio questa volta il numero 20 della Kame, forse voleva il fallo il giocatore dell'Ital Service. Sutton, Azzoni, parte il destro, si alza. Questa volta Sutton non è stato, come si dice, egoista, avrebbe potuto lui tirare di destro, ne ha le possibilità da fuori aria, il numero 10 ha preferito l'ulteriore passaggio, il pressing che è riuscito intanto da parte di Turk, che non permette il contatto del pallone ai giocatori dell'Ital Service. Sutton, l'esterno destro, meno di 30 secondi al termine. Giappa recupera il pallone, poi la palla arriva a Sutton, pallone di ritorno per Giappa, la staffilata, il diagonale che esce. Il replay, ecco qui, passaggio di ritorno per il capitano della Kame, staffilata, dall'altra parte Denner, la chiusura a 12 secondi, vediamo cosa è successo. È stata rettificata la decisione da parte dell'arbitro e quindi ci sarà questa rimessa laterale in questi ultimi secondi del primo tempo. 2-2 il risultato. Tony Nandel, il colpo di testa, Sutton per Giappa, parte il destro, un po' masticato. L'ultima occasione di questi primi 20 minuti l'ha avuta la formazione di casa, la Kame Treviso. Si conclude il primo tempo con il risultato di 2-2 tra Kame Treviso e l'Ital Service Pesaro. Come di consueto, la pausa per l'intervallo e ci sentiamo ad inizio ripresa.
le immagini che vi arrivano dal Palla Ciconia. Tra qualche minuto inizierà la ripresa del match tra la formazione della Came Treviso e quella dell'Italservice Pesaro. Allora vediamo quali sono stati i momenti salienti, gli highlight di questo primo tempo, con il vantaggio della formazione di casa, con Turk l'1-0 realizzato e poi l'1-1 con il colpo di testa di Denner per Murillo e il risultato di 1-1, e successivamente si riporta nuovamente in vantaggio la formazione della Came con Giappa, e poi su questa bella girata di destro di Denner il gol del 2-2. In questi 4 momenti possiamo racchiudere i primi 20 minuti di gioco, i primi 20 minuti nei quali diciamo che nella prima parte si è messa in evidenza la formazione di casa, poi successivamente dopo il gol del pareggio dell'1-1 un poco più di ancora con poco più di metà della prima frazione di gioco da disputare, la situazione si è riequilibrata e con le due squadre che hanno lottato su ogni pallone per cercare di portarsi in vantaggio. Ora il risultato è di 2-2, partita ovviamente molto aperta in questo inizio di ripresa. Vedremo quale sarà l'atteggiamento delle due formazioni. Il possesso di palla ora da parte della Came, Turk con Sutton, ancora Turk, il rimpallo che stava per favorire Canal, palla che arriva tra le mani di Putano. Diciamo che il portiere dell'Italservice ha dovuto fare diverse parate, colpo di testa intanto del collega, dall'altra parte Pietrangelo fuori dalla propria area di rigore per anticipare la sortita della formazione ospite, che ora si fa vedere con Vavà. Il tentativo di Miguelin, pallone che viene deviato dall'altra parte in zona d'attacco, quindi la formazione ospite. L'Italservice ha la possibilità di portarsi così decisamente in avanti in questa situazione di gioco, con il pallone messo dentro al limite dell'area di rigore, proprio dove era ben posizionato Sutton. Palla che è ancora tra i piedi di giocatori della squadra di Silvio Roscia, che ora cerca questo nuovo attacco. Sutton, la chiusura di De Oliveira, pallone che finisce fuori a favorire l'iniziativa, scusate, l'iniziativa da parte di Canal. Palla che filtra, va a finire all'interno dell'area di rigore della Came, poi il lungo rilancio del portiere, come di consueto Pietrangelo prova con le mani a mettere in moto immediatamente in velocità Giappa, che come di consueto prova a colpire di testa immediatamente verso la porta avversaria. Costruzione di gioco invece in questo istante della formazione trevigiana, la Came Treviso, con Turca che è sul cerchio centrale del campo, smista sulla destra, sta con ancora, lascia il velo, però è pronto De Oliveira, pallone recuperato ancora da Giappa, Sutton, si allunga la sfera, interviene Vavà, si sgancia sulla destra, poi all'improvviso stoppa la sua iniziativa, dà all'indietro per Miguelin. Canal, De Oliveira, si muovono molto i propri compagni, cercano insomma di trovare una situazione di smarcatura ideale per ricevere il pallone in maniera più efficace, poi controlla malissimo questo rilancio del portiere avversario Pietrangelo, si fa sfuggire il pallone e quindi c'è il corner a favore della squadra ospite, quando sono già andati oltre 2 minuti di gioco in questa ripresa. Pallone alzato, malissimo il passaggio
brutto per De Oliveira. Dall'altra parte ancora si cerca di portare avanti questa iniziativa d'attacco con Turk, numero 8, pallone calciato in avanti sulla parte sinistra mentre Giappa andava dall'altra parte. Canal, il pressing alto di Giappa, Sacon cerca di recuperare il pallone in pressing proprio su De Oliveira, classe 1991. La rimessa in gioco di Vavà per Canal, ancora Vavà, anche lui è uno degli ex della partita, però stiamo parlando insomma proprio di un non recentissimo vestitura della maglia della CAM, una decina di anni fa. Turk si sgancia, il passaggio per Giappa, Sacon, Sutton, Giappa con la suola per Sutton, vediamo se proverà il destro, infatti è così, rimpallato Giappa all'indietro per Pietrangelo che non può fare altro che calciare subito immediatamente dall'altra parte e concedere il pallone quindi al portiere dell'Italservice, che procede con questa nuova iniziativa. Protezione di palla, molto bene, Vavà su Turk, parte il sinistro e poi sbaglia clamorosamente. Un gol, non dico già fatto, ma insomma un'ottimissima occasione sui piedi di Canal. Il sinistro di Vavà l'ha respinta con la mano sinistra e sulla ribattuta non è stato pronto il numero 11. Occasionissima per portarsi in vantaggio da parte dell'Italservice al quarto minuto di gioco, a 16:23 dal termine della partita. Ghiottissima occasione per la squadra di Scarpitti, di Coach Scarpitti. Intanto c'è dall'altra parte la buona opportunità con Putano che si fa anche un po' male, si tocca la coscia della gamba destra, il numero 37 qui inquadrato dal basso alla nostra telecamera. Pallone filtrante, non arriva all'appuntamento Turk per appoggiare verso la porta avversaria. Buona occasione anche per la Came, che ora è in difesa con l'Italservice, che vuole a tutti i costi ritornare alla vittoria, ottenere i 3 punti in classifica. Spara alto ora Murillo, rientra Denner al posto di De Oliveira, con le mani Pietrangelo per Turk. De Oliveira che è appunto in panchina, ora osserva i propri compagni che ora sono in fase difensiva con un baricentro molto alto. C'è lo sganciamento di Sutton, colpo di testa all'indietro, ma arriva Tony Nandella che dà per Denner, Tony Nandel, il capitano per Murillo, arretra la gittata, poi subito la verticalizzazione, riprende il pallone Sacon, lo smizza per Turk, su di lui c'è Tony Nandella, si guardano i due, vede il pallone per Giappa, il tentativo del capitano che fa la barba, letteralmente la barba al palo della porta dell'Italservice. Buona occasione da parte della Came, si è fatta sorprendere su questa sortita l'Italservice, che deve fare molta attenzione su queste iniziative della Came, ma può ripartire con Denner, che viene però anticipata la formazione di Scarpitti. Lancio con le mani verso Denner, colpo di testa e poi cade all'indietro. Forse protesta per un po' una spinta, infatti non è molto d'accordo il giocatore con la maglia numero 7. Il tentativo di intercetto
di Belloni. Ora Turk in avanti per Sutton, Tony Nandel capisce tutto, si blocca, si ferma, il pressing su di lui di due giocatori della Kame, Giappa e Sutton sul capitano che si porta fuori quindi il pallone, il capitano dell'Ital Service Pesaro. Sakon, Turk prova a imbeccare Giappa, pallone che viene toccato dai giocatori in fase difensiva. Turk parte la staffilata di mancino del numero 8 della Kame a 14:36 dal termine della partita, risultato di 2-2, ancora in equilibrio. Cerca di portarsi in vantaggio con questa azione d'attacco la formazione ospite con Denner, Murillo, ancora Tony Nandel, Murillo all'indietro, Tony Nandel, il pressing da parte della Kame che mette in difficoltà questa circolazione di palla della formazione dell'Ital Service, che non riesce a rendersi pericolosa con questo possesso di palla. Pallone invece dall'altra parte controllato ottimamente da Giappa in mezzo a ben 4 avversari, praticamente tutti i giocatori dell'Ital Service gli avevano chiuso lo specchio. Giappa, pallone che viene smorzato da Tony Nandel e arriva tra le mani di Putano che lo rilancia subito. L'anticipo di Sutton su Belloni, ecco Sutton quadrato praticamente sulla linea della metà campo, riprende il gioco dell'Ital Service. Turk approfitta di un ripallo favorevole, Turk parte al sinistro ed esce di pochissimo. Sudori freddi per i tifosi dell'Ital Service per questo tentativo di mancino sul quale si era comunque gettato in traiettoria Putano e voleva la deviazione. Così è la formazione della Kame che rimane in zona d'attacco. Denner sparacchia altissimo, pallone che va a finire dietro il tabellone principale e sarà un po' difficile anche andarlo a riprendere in quella posizione. Intanto il corner, Sakon, il rimpallo in difesa dei giocatori di Scarpitti. 13:34. Altro tentativo da parte della Kame e vediamo che c'è stata un'ulteriore deviazione dell'Ital Service, guadagna un nuovo corner, solito Sutton, c'è da solo Sakon però prova il passaggio sul primo palo, era liberissimo anche se molto distante il giocatore della Kame. Passaggio, attenzione, c'è una deviazione, il pallone che si insacca alle spalle del portiere dell'Ital Service. È Sutton, sul tiro di Sutton che sfortunatamente l'Ital Service prende il gol sulla deviazione del proprio giocatore a 13:26. Non ha potuto nulla il portiere della formazione ospite e quindi anche con un po' di fortuna la squadra di casa si è portata in vantaggio 3-2. Ancora una volta, per la terza volta in questa partita, il quintetto di Silvio Roscia è in vantaggio. Rilancio, colpo di testa di Vavà, pallone recuperato dalla Kame che ora prova sulle ali dell'entusiasmo ad avanzare ulteriormente di un altro gol il proprio vantaggio, a raddoppiarlo, diciamo così, a portarsi sul 4-2. L'Ital Service si chiude
con il pugno butta fuori il pallone che era indirizzato verso la testa di Del Gaudio. L'estremo difensore dell'Ital Service, il numero 37, Davide Putano. Tentativo, come di consueto fa la Kame, da queste rimesse laterali tentano subito il calcio diretto verso la porta, uno schema usatissimo da Silvio Rocha. Va, la ripartenza, il pallone che non arriva a Miguelin, che si dispera un po', il disappunto del giocatore dell'Ital Service. Poi dall'altra parte sbagliato completamente questo passaggio verso Del Gaudio, e quindi a 12:23 si ritornati da qualche minuto con la Kame in vantaggio. Era già successo per 2 volte nel primo tempo, questa è la terza volta, come dicevo, in questa partita, però chiaramente equilibratissima. Si deciderà, almeno per quello che stiamo vedendo in questo momento, negli ultimi secondi. Va, parte il tiro, l'esterno destro, e il proprio portiere che fuori dalla propria area di rigore spara direttamente verso la porta di Pietrangelo, non trovando lo specchio. Intanto dobbiamo dire che sino ad ora né da una parte né da un'altra sono stati commessi falli, dopo che ad un certo punto nel primo tempo gli arbitri avevano incominciato a fischiarne diversi, e ci sono state sino ad ora 3 ammonizioni, 2 per quanto riguarda la Kame, Perazzetta e Saccon, una per quanto riguarda l'Ital Service, ovvero Denner. Intanto si riprende il gioco con Vavà. Intanto sentiamo questo tentativo, vediamo questo tentativo da parte di Murillo, che si era portato sul settore di destra con questo tentativo. Dall'altra parte il colpo di testa da parte di Botosso. Botosso intanto proprio in fase difensiva si fa vedere in questo momento il numero 7, ci riprova varie volte dalla distanza la squadra ospite. Attenzione, perché si è fatto male un giocatore della Kame, dovrebbe essere Azzoni, è stato colpito dopo una serie di tentativi dalla distanza. Evidentemente su uno di questi il giocatore della Kame è rimasto a terra colpito da una pallonata. Anche se sembra più che altro un problema al ginocchio. Murillo osserva la situazione del giocatore della Kame, inquadrato tanto Vavà. Ah no, si tratta, il problema a un braccio, ha un sì, è costretto ad uscire il giocatore della Kame. Probabilmente può essere anche che sia caduto male a terra. Sostituzione, al suo posto è entrato Di Guida. Palla che viene messa fuori direttamente dai giocatori di Silvio Rocha. Si riprende con il possesso di palla da parte dell'Ital Service con Vavà. Ora De Oliveira
lo sganciamento sulla destra, pallone ancora per De Oliveira, avrebbe lo spazio per il tiro, decide di andare ancora per Vavà. Il pressing alto della formazione della Kame, va alla sponda da proprio pivot De Oliveira, l'intervento ottimo da parte di Botosso e poi attenzione di guida, il contropiede da parte del numero 14, l'intervento di Del Gaudio, parte il sinistro del numero 9 con il pallone che esce sul fondo, una ripartenza che poteva fare male alla difesa dell'Ital Service, ma la Kame non ne approfitta. Eccola qui, un'altra ripartenza, un break tentato ora dalla formazione di casa con Sacon che però rallenta il gioco. Botosso che ha dato ai propri compagni, ecco qua il numero 7 ancora in fase di possesso, ottimamente porta a zonzo gli avversari, in particolare De Oliveira. Botosso, palla per Sacon, Del Gaudio, pallone sbagliato per il numero 7 che allarga le braccia e torna in panchina. Sutton al suo posto. Torinandel, Miguelin per il proprio portiere, rilancio, stop di petto di De Oliveira, l'anticipo di Sacon. Miguelin, De Oliveira, spalle alla porta, prova a girarsi, parte il sinistro di Murillo che ha cercato di piazzare il pallone. Ital Service che sta cercando di rimanere all'interno della metacampo avversaria per trovare la via del pareggio. La chiamata dello schema da parte di Miguelin con Torinandel, parte il destro in bocca a Pietrangelo che in qualche modo fa sua la sfera e poi la rilancia velocemente a Zappa, ma troppo lungo il pallone. Pires, numero 8 in campo ora in questo istante al posto di Miguelin. Colpo di testa di Sacon, esce di guida, entra Turk per quanto riguarda la Kame. Torinandel, il capitano, Murillo cerca di dare il là per questa azione d'attacco dell'Ital Service. Pallone tra i piedi di Denner, ancora Murillo. Torinandel cerca il varco giusto per far passare il pallone a un compagno ben posizionato. L'Ital Service però ancora la chiusura avanzata di Sacon che costringe la squadra avversaria a tornare indietro. Torinandel, pressing ancora di Turk, pallone che stava per essere recuperato da Zappa ma ci pensa ancora Denner a protezione di questo pallone, cade a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare. Pallone per Turk, palla calciata un po' troppo debolmente da Turk, sul quale non ha nessun problema Putano, però l'Ital Service deve fare attenzione alle ripartenze della squadra di casa, perché nel tentativo di riequilibrare le sorti di questo incontro sta prendendo qualche contropiede di troppo la squadra di Fausto Scarpitti, deve fare molta attenzione. Turk, pallone lanciato per Sutton, non riesce ad arpionare al volo il pallone, il numero 10 lo concede agli avversari. Bello questo passaggio per Torinandel, pallone deviato. Torinandel, Murillo cerca di velocizzare il proprio gioco, la formazione dell'Ital Service, pallone a Torinandel, troppo d'esterno e questo tiro del capitano, il quintetto di Pesaro che spreca questa occasione. E intanto
è necessario asciugare ancora una volta il parquet. Stiamo entrando nella fase decisiva di questa partita, risultato assolutamente ancora in bilico. I scenari sono tutti aperti per qualsiasi tipologia di conclusione del match. Intanto Sacon, il diagonale di destro, c'è stata la deviazione indicata dall'arbitro e quindi eccolo qui il replay, il destro, pallone intercettato da Denner che finisce poi sul fondo. Sul primo palo Giappa non riesce a trovare il tap-in giusto e quindi è Toninandel. Denner, su di lui c'è la difesa della Kame che prova a controllare questa iniziativa, spinta sulla destra questa volta da parte di Toninandel, che si era spostato sulla banda di destra per trovare questo tiro verso la porta della Kame, che ora non riesce a ripartire. Possesso di palla Pires, Toninandel, Murillo, Denner, Murillo deve velocizzare un po' il proprio gioco, la formazione dell'Inter Service, e poi arriva il tiro di Murillo messo alto dal portiere. Eccolo qui la triangolazione, il sinistro, pallone alzato sopra la propria traversa da Lorenzo Pietrangelo, classe 95, portiere, uno dei portieri della nazionale italiana. 6:24 con l'Inter Service che non ci sta assolutamente a tornare a casa con 0 punti da questa trasferta in terra veneta, e con invece la Kame che vuole assolutamente cogliere la prima vittoria stagionale. Toninandel, pallone secco verso l'area di rigore avversaria. Rocha per Toninandel, sta discutendo intanto con l'arbitro Denner. La chiusura con il corpo da parte di Giappa, ancora la richiesta dei giocatori dell'Inter Service che ci sia l'addetto che venga ad asciugare. Si rifiata un pochettino, partita decisamente interessante. Intanto se la ride Toninandel con Rocha, chissà cosa gli avrà detto l'allenatore della Kame. Toninandel per Denner, Turco su di lui, si gira, trova il corpo della numero 8, l'attaccante, il pivot dell'Inter Service. Pires, Toninandel, Murillo, ha cercato l'anticipo Azzoni, non ci riesce su Denner. Pires, e sbaglia ancora il passaggio a Toninandel. La ripartenza con Azzoni, trova il corpo di un avversario e guadagna così la possibilità di rimanere davanti in attacco con questo corner. E come al solito, che sia da una parte che dall'altra, va Sutton a raccogliere il pallone, a posizionarlo al vertice. Parte Giappa, altra deviazione a 5:40. Azzoni, deviazione, doppio rimpallo, ma il giocatore della Kame, Sutton, era fuori dal campo, quindi l'ultima deviazione sul campo. Attenzione, Giappa anticipato da Pires. Ora sta badando maggiormente a difendersi l'Inter Service con questi tentativi da parte della Kame. Azzoni, su di lui c'è Murillo,
diagonale sul quale nessun giocatore in avanti, in particolare Zappa, era pronto eventualmente all'appuntamento con la deviazione sotto porta. Miguelin tornato in campo. Attenzione, sbagliato il passaggio, pallone che poteva essere veramente d'oro per la fase offensiva della Kame, con Turk che aveva messo la sfera in mezzo all'area di rigore, poi non è riuscito Zappa a mettere la palla in rete. E ancora un assist veloce sul secondo palo. Ecco qui l'anticipo di Turk sotto Rinandel, e poi è stato bravo il portiere dell'Inter Service ad anticipare tutti quanti. De Oliveira, Murillo, De Oliveira si gira e viene un po' masticato questo mancino del numero 18 che avrebbe voluto una deviazione, ma l'arbitro ha scosso la testa dicendo di no, che si deve riprendere da una rimessa dal fondo. 4,50. Sutton, il pressing su di lui, si libera del pallone per Del Gaudio, il contatto, ma abbiamo visto che questi contatti l'arbitro non gli fischiano. Sutton, Turk, Sutton, Azzoni, esce Azzoni, rientra Sacon, pallone tra le mani di Turk. Teo Turk, autore della prima rete di questa partita, dell'1-0. Ed ecco che c'è la decisione da parte di Scarpitti di utilizzare il portiere di movimento, ed è Vavà con la maglia. Power play per la squadra di Scarpitti a poco più di 4 minuti dal termine, alla ricerca del pareggio. Sta tentando il tutto per tutto l'Ital Service a questo punto per intanto riequilibrare le sorti di questo incontro, quando entriamo esattamente ora a 4 minuti dal termine. Ma attenzione, perché c'è questo tentativo da parte della formazione della Kame di ripartire, poi il pallone era arrivato tra i piedi di Denner, che senza pensarci due volte su aveva provato a cacciare verso la porta avversaria. Vavà, possesso di palla, vediamo Miguelin che è sul fondo, De Oliveira si sposta dall'altra parte, infatti viene ricevuto il pallone da De Oliveira, circolazione buona da parte della squadra di Scarpitti, che cerca di liberare al tiro proprio il giocatore Vavà. All'indietro per Murillo, De Oliveira, Vavà, parte il tiro, la chiusura di Pietrangelo e poi il tiro, ma si trova pronto all'appuntamento per non far sì che il pallone finisse in rete per il 4-2, per mantenere ancora possibilità sul 3-2 di trovare la via del pareggio per l'Ital Service. Murillo era tornato ottimamente indietro. Denner, Miguelin cerca il tutto per tutto, De Oliveira, l'Ital Service, Murillo, ancora Denner, un po' rallentata ora l'azione, vedremo quando inizierà a velocizzarsi per dare maggiore rapidità a questa circolazione di palla. Murillo, Miguelin, De Oliveira, Vavà, parte il destro, pallone che arriva tra i piedi di Denner sulla ribattuta di Zappa. De Oliveira, Vavà, Murillo, Denner, Miguelin, sparacchia altissimo. A 2:14 dal termine ritorna il possesso di palla per la Kame. Turk si lancia in avanti, infatti il tentativo di servizio del Gaudio, ma porta fuori il pallone, il numero 9 fa trascorrere solo qualche secondo e intanto c'è il time out
e noi ci zittiamo per sentire cosa ha da dire ai suoi Scarpitti. Allora, va bene la gestione del tempo, dobbiamo giocare con qualche tocco in meno e continuare a fare gli inserimenti. Quello che voglio vedere però è un po' di più giocare sulla mezza piramide, ok? Vinciamo, c'è la possibilità di andare giù, ma quando la palla va giù dobbiamo essere almeno con questo direttamente basso, non cerchiamo mai calcio. Altra cosa, quando riusciamo con un giro veloce, tipo quando lui fa la chiamata con la mano, lui scarica, entra, fa questo, non gli riesce il passaggio, se la palla ritorna deve essere il giro veloce, ok? Aspetta, e sui giri veloci, situazioni di nuovo sempre lo devi, perché già non arriva fino in fondo. Sì, però mister, 2 volte che abbiamo fatto il giro qua, la palla è stata qua in fondo e c'era questo netto aperto. Questo è l'uomo che rimane lì. Le indicazioni allora dell'allenatore dell'Ital Service Scarpitti, coach Scarpitti, avete sentito insomma su come deve essere più possibile ottimizzata l'azione con il portiere di movimento, con i successivi spostamenti dei vari giocatori nelle varie situazioni, in particolare i giocatori che rimangono larghi. Va Miguelin, e osserviamo appunto se questa cosa qui l'Ital Service, i giocatori che sono in campo riusciranno a trattarla nella maniera dovuta da quella indicata proprio dal loro allenatore. Murillo, De Oliveira, parte il tiro sbagliatissimo da parte di Vavà, che torna in panchina, rientra il portiere Putano. Di Guida al posto di Sutton, un po' di forze fresche anche per quanto riguarda la Kame, a 1:37 dal termine, a 97 secondi dalla conclusione di questo match. Il pallone recuperato dal portiere Turk, attenzione Turk! Stava per combinare un bel guaio la formazione dell'Ital Service. Denner, parte il tentativo dell'Ital Service che però si ferma perché vuole che rientri Vavà. Denner a 70 secondi dal termine. Vavà, Miguelin, Murillo, Denner. Qualcuno deve sicuramente tirare dell'Ital Service, che perché intanto passa il tempo. Miguelin, Vavà, Miguelin deve accelerare l'azione, la chiusura sul primo palo, attenzione Turk, pallone che entra ed è il 4-2, doppietta di Turk e l'Ital Service Pesaro ora ha 40 secondi a disposizione per cercare di realizzare 2 reti. Il replay, pallone che arriva sul sinistro di Turk e la sfera che rimbalzando finisce nel sacco della porta dell'Ital Service. A 40 secondi dal termine, 2 le reti di vantaggio per la formazione della Kame, che ora può addirittura anche realizzarne un'altra, ma il tentativo di Bottosso viene respinto dal giocatore dell'Ital Service. Mancano 30 secondi alla chiusura del match. Di Guida, Sacon, bel sito, 100, c'è un fallo. Cosa è successo? C'è un... non abbiamo capito cosa abbiano deciso gli arbitri, comunque si riprende da una rimessa laterale e deve essere asciugato ancora una volta il parquet. Mancano 25 secondi al termine. Vediamo nuovamente il replay della quarta marcatura della Kame con Turk, doppietta per il giocatore
Intanto ricordiamo che il prossimo turno vedrà il 27 ottobre alle ore 20:30. Intanto attenzione, Giappa per il 5-2, la ciliegina sulla torta della festa della Kame. Ha sbandato completamente negli ultimi secondi di partita la squadra ospite, che ora a 15 secondi dal termine è davvero impossibile che possa recuperare il risultato. Stavamo dicendo appunto la prossima partita dell'Inter Service Pesaro in casa contro la Fortitudo Pomezia e invece in diretta su Sky domenica 28 Kame Treviso Meta Catania, e sta per arrivare, anzi è arrivata la prima vittoria in questa stagione al terzo tentativo, diciamo così, da parte della Kame Treviso, che vince per 5-2 contro l'Ital Service Pesaro. Una gara che, nella quale insomma abbiamo visto un certo equilibrio di risultato fino praticamente al termine. Poi con il portiere di movimento è arrivata dal 3-2 la quarta rete della Kame realizzata da Turk, e negli ultimi istanti di gioco su una ribattuta addirittura il 5-2 per la formazione della squadra di casa. Praticamente la prima rete di Turk, poi il pareggio di Murillo, poi il 2-1 di Giappa, successivamente il 2-2 di Tenner, e poi nella ripresa le altre tre marcature della Kame, ovvero quella di Sutton, di Turk e di Giappa. Sentiamo subito con Beatrice Maier l'intervista a coach Scarpitti. Siamo in collegamento qui con Fausto Scarpitti, coach della Ital Service Pesaro. Coach, una sconfitta, però siete usciti a testa alta, perché la partita, a parte l'ira di Dio che è successa nel finale, non era mai scontata. Sapevamo di venire su un campo difficile contro una signora squadra che chiaramente era assetata di punti dopo l'inizio non positivo. Non abbiamo fatto sicuramente una grande prestazione, questo è un dato di fatto, però va dato merito anche alla Kame in questo senso. Credo che alla fine il risultato è troppo ampio, ma la vittoria della Kame ci sta, hanno meritato, hanno giocato meglio di noi. Però un risultato non diciamo bugiardo, comunque non rispecchia quello che è successo in campo, perché sono state veramente tantissime le occasioni, e per una parte e per l'altra. Sì, ma ripeto, il risultato è 5-2, è troppo ampio, è dettato dall'aver giocato il portiere e probabilmente anche un attimo un po' di difficoltà nel finale, perché cercavamo di accorciare, ma sinceramente in questo sport il punteggio è molto relativo. Quello che conta è che la Kame ha giocato meglio, ha meritato di vincere, noi abbiamo sicuramente tanto su cui lavorare e faremo ammenda della giornata. In particolare che cosa vorrete correggere? Certo, adesso a caldo è un po' difficile dirlo, ma le cose che le sono saltate all'occhio quali sono? Sicuramente a caldo è meglio non parlare di questo. È altrettanto vero che a livello di gestione della gara loro sono stati più concentrati, più attenti. Noi non abbiamo mancato tanto sotto questo punto di vista, però è chiaro che non è stato il solito Pesaro. A caldo è meglio che non faccio questo tipo di valutazioni, aspettiamo con calma di parlarne lunedì. Grazie dunque a coach Fausto Scarpitti. Ok, allora abbiamo sentito, diciamo, il commento del tecnico della squadra che è uscita sconfitta, ovvero l'Ital Service. Ha ammesso l'allenatore della squadra ospite che la Kame ci ha messo un po' più di garra in questa partita, è stata maggiormente efficiente in quelle che erano le fasi salienti più importanti del match, e tra poco dovremmo sentire quindi anche la valutazione di Silvio Roscia, che arriva nella postazione, e quindi sentiamo appunto l'intervista realizzata da Beatrice Maier a bordo campo.
5 siamo con coach Silvia Roscia. Coach, allora io partirei per commentare questa partita dal finale. È successo veramente di tutto negli ultimi minuti, ben 2 gol, uno dietro l'altro. Sì, la partita di solito sono così, no? Hai una prima partita che si gioca praticamente 5 contro 5, come si dice, e dopo tutte le squadre o la che perde deve fare potere in movimento e la che va vincendo deve difendere bene quella situazione. È una partita nuova, quella partita di 5 contro 4 diventa una partita nuova. Secondo me sono molto contento, però non solo con il risultato, no? Il risultato è fondamentale per noi, eravamo a 0 punti, vincere, muovere la classifica era fondamentale, però sono più contento ancora con la prestazione, no? Perché abbiamo giocato contro un squadrone. Per me, a mia opinione personale, è la migliore squadra quest'anno, no? È la squadra più forte del campionato. Quindi più merito, no? Noi abbiamo stato in grado di competere con una squadra di questo livello, questa è la soddisfazione più grande che mi porto a casa oggi. È vedere che mia squadra è in grado di competere contro una squadra di questo livello, no? Quindi contentissimo, prima per i punti, dopo per la prestazione. Partita penso di alto livello, partita di Serie A. Penso che chi è venuto qua a vedere la partita è rimasto contento con i spettacoli, con vedere in campo tanti giocatori di qualità e tante situazioni tattiche, tecniche di alto livello, no? Quindi penso che abbiamo meritato la vittoria, abbiamo meritato perché, ripeto, non è facile giocare con una squadra di questo livello. E niente, continuare così. Ho appena detto ai ragazzi, una settimana fa, 2 settimane fa, non eravamo messi tan male come sembrava, no? Vedi 0 punti, vedi che tu vieni di 2 sconfitte, la gente inizia a pensare che la squadra non c'è. Tutto lo contrario, la squadra c'è, quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio. Non eravamo troppo scarsi, non eravamo troppo deboli per competere in Serie A e adesso non è che siamo troppo forti, dobbiamo continuare minimizzando gli errori, perché a questo livello gli errori si pagano, e niente, continuare lavorando. Direi chiarissimo, grazie dunque a coach Silvia Roscia. Perfetto, grazie a Beatrice Maier per aver colto, diciamo, a caldo le osservazioni dei 2 allenatori. Quindi una partita vinta ampiamente nel punteggio dalla Came per 5-2, con un finale con il portiere di movimento dell'Ital Service che ha fatto incrementare ulteriormente appunto il gap tra le 2 formazioni. Ricordiamo ancora una volta che i 2 prossimi appuntamenti per le 2 squadre: 27 ottobre alle ore 20:30 Ital Service Pesaro Fortitudo Pomezia, è in diretta su Sky domenica 28 Came Treviso Meta Catania. Bene, è veramente tutto. Andrea Martucci vi saluta, ringrazia i tecnici condotti come sempre sapientemente da Italo Morao, vi ringrazia e vi augura un buon proseguimento di serata.